Quello che emerge da questo servizio del TG5 è veramente inquietante. Potevano girare per l'Europa, erano accolti come profughi, erano inseriti nel traffico dei clandestini, avevano tutte le foto degli obiettivi da colpire, cioè veramente è impressionante. È una situazione, direttore, sempre più complicata, come diceva anche chi mi ha preceduto, ed estremamente grave per una serie di considerazioni che sono emerse dai servizi. Primo, che si tratta non più di clandestini, o non so, ma di rifugiati, cioè di persone di cui è stata vagliata dall'autorità la posizione e la meritevolezza di essere tutelati, il che è il massimo. E poi l'esasperazione ulteriore è quella che in Germania l'attentato di stamattina è stato compiuto da un cittadino tedesco. Certo. E qua voglio dire, anche la persona più avveduta, più determinata, si sente impotente di fronte a una realtà così grave, così complessa, così difficile da dipanare. E allora io non dico, come aveva proposto qualcuno in Francia dopo l'attentato al Bataclan, di sospendere i diritti civili, perché io sono un garantista, però obiettivamente bisogna cominciare a pensare che gli stranieri, e tra coloro i quali anche sono o stanno per diventare cittadini di questa Repubblica ormai allo sfascio, che sono di fede musulmana, vanno monitorati, non c'è nulla da fare, perché come diceva Oriana Fallaci, seppur vero che non tutti i musulmani sono dei terroristi, è vero però che tutti i terroristi si dichiarano musulmani. Infatti la frase, il grido è Allah Akbar quando commettono i fatti. E io evidentemente era un tedesco convertito, esatto, che diceva Allah Akbar, e io non sento mai abbastanza la voce dei musulmani che sono già cittadini o che vogliono diventare cittadini italiani, che condannano senza riserve e senza eccezioni ogni attentato che venga fatto in nome di Allah, perché questo è il punto. Quindi io vedo favorevolmente l'atteggiamento di severità che ha assunto l'Austria, che non ha chiuso le frontiere tout court, ha detto finché l'Italia non adempie, non dà osservanza a quelli che sono i trattati internazionali che ha sottoscritto, agli accordi relativi all'identificazione e anche sì, ma se noi non possiamo ricevere. Sì, però se li identifichiamo come abbiamo identificato questi due, appunto, dandogli lo status di profughi, no? Appunto, e dopo... vuol dire che il lavoro non è fatto seriamente. Io purtroppo credo che non sia fatto seriamente, come la stessa prevenzione. Io venerdì, sono tutti i giorni a Venezia per lavoro quasi, ma venerdì sera alle 8 sono arrivati davanti al ponte di Calatrava 3 soldatini, sono messi là a guardare il ponte e la gente che passava. È prevenzione sufficiente quella? Bisogna fare una riflessione di fondo, che comunque il Signore si preoccupava che non fosse associata la parola islamico a terrorismo. Io dico semplicemente, allora la mettiamo su un piano anche di diritti e anche di progettualità, che l'Islam che cos'è e che cosa si prefigge? È una religione teocratica, cioè che vuole far sì che la società civile sia governata dai capi religiosi. Questa è la sintesi. Questa è la sintesi, e quindi non c'è una società civile distinta da quella che è un'espressione di religiosità, di fede e quindi un qualcosa che attiene all'interiorità. Loro vogliono governare il territorio, le persone, quindi la comunità nella quale si esprime in principalità l'indirizzo, la fede religiosa, dicendo che il vertice del mondo islamico è anche un vertice per la società civile. Questo è il punto. L'imam è un capo supremo. Andiamo a vedere in Iran cosa succede. C'è una democrazia, se vogliamo, fino a un certo punto, perché non è vero che non ci sia un tentativo di esercizio democratico del potere. Dalla base parte una verifica e una qualche forma di democrazia, ma a un certo punto, abbastanza basso, comincia ad essere orientata per cui c'è solo l'orientamento religioso, il capo religioso che prevale su quelle che sono le scelte o le aspirazioni. Nelle nostre campagne venete l'unica prima autorità era il parroco una volta. E se vogliamo possiamo anche storicamente avvicinarla a questa esperienza nostra. Quindi le donne, tanto per dirla, diciamolo che questo signore le donne non hanno diritti. La donna può uscire in pubblico soltanto se accompagnata da un maschio o il marito Saudita, o il fratello. Ma quella è l'interpretazione più radicale. Ma in Marocco no, in Algeria allora, no, sicuri che nel nostro Veneto no. Allora, l'obiettivo loro dalle intercettazioni, oggi c'è sui giornali anche gli esiti delle attività
compiute dalla Procura della Repubblica di Venezia, il gruppo antiterrorismo. Il loro obiettivo dichiarato, ma non è una cosa neanche una novità, è quello di conquistare tutto il mondo degli infedeli, perché noi siamo gli infedeli, e farlo diventare musulmano, per cui anche il Vaticano deve essere ma l'obiettivo di chi? Allora, l'obiettivo di chi? Vabbè, una volta era proletari di tutto il mondo, esatto, adesso musulmani in nome di Allah Akbar. Il soggetto, chi è il soggetto? Voglio capire chi è il soggetto, mi dica chi è il soggetto. Vabbè, allora, il soggetto di... dico, chi è il soggetto? Il soggetto è una molteplicità di realtà che non sono in connessione tra di loro, perché questa guerra, dobbiamo conoscere noi bene, non è tra il mondo degli infedeli, che saremmo noi, e il mondo musulmano genericamente inteso, ma è sorta per un conflitto radicale, radicato, anche storico tra sciiti e sunniti, e dopo all'interno anche di questi ci sono i wahabiti ed altri che hanno una spinta. Quindi voglio dire, è un problema inestricabile se non facciamo un'operazione di selezione, di individuazione e di espulsione di quelli che sono venuti qui. La domanda è proprio questa, e credo che sia giusto, perché tutti siamo d'accordo, pur con letture diverse della situazione, che la realtà è complessa, estremamente complessa. C'è un rilievo che io anche posso condividere di Benvenu sulla questione di una certa politica che evidentemente ha favorito i meccanismi che hanno portato a questo fenomeno, però è anche vero che noi dobbiamo in questo momento non solo operare in difensiva, perché siamo perdenti se operiamo in difensiva, dobbiamo far capire che almeno per una fase transitoria, così rispondo anche al telespettatore di prima, ed è la domanda che si sono poste immediatamente le autorità francesi dopo il Bataclan, probabilmente bisogna che per gli stranieri, per gli immigrati, per soprattutto anche quelli di origine musulmana. Io non avrei mai pensato di arrivare a dire una cosa del genere, sono io il primo a sentirmi a disagio nel dirla, però di fronte all'emergenza bisogna pensare in termini estremamente realistici. È difficile per un cultore del diritto arrivare a dire una cosa, ma è una bestemmia, attenzione, io non sono un blasfemo, dico semplicemente che il discorso potremmo portarlo anche sul campo legittima difesa. Quando io sono in grado di capire che quello ormai mi ha ammazzato o mi sta ammazzando, evidentemente con la ragionevolezza, la prudenza, tutte le attenzioni del caso, temporaneamente si potrebbe, secondo me si dovrebbe anche pensare di sistemi non solo di mera difesa, ma anche di attacco, se vogliamo, in qualche modo alla complessità del problema, stabilendo dei divieti. Scusate, un monitoraggio, io dico una sola cosa, direttore, ho finito, un monitoraggio rigoroso, singolo, individuale, di quelli che si professano musulmani, probabilmente sfuggerà lo stesso, allora uno si chiederà ateo. Io credo che se andiamo a vedere, a conoscere direttamente la realtà dei centri di accoglienza, quindi partiamo dalla realtà di quelle situazioni che già sono sul territorio verificabili, la nostra intelligence ha pochi strumenti e fa un'attività pressoché solo umanitaria, ma non di prevenzione, non di monitoraggio rigoroso, non idonea, secondo la mia opinione, ma i fatti lo dimostrano. Dimostrerebbero il contrario fino adesso. Posso completare il ragionamento? Io credo che anche i servizi che fanno, anche Canale 5, Striscia la Notizia fa vedere con che sistema sono gestiti questi centri di accoglienza. Ma lì non c'è l'intelligence. No, appunto, manca l'intelligence, ma la ragione, non dimentichiamo una cosa importante, la ragione per la quale, ed era la sua nota di partenza, direttore, per cui in Austria un partito di centrodestra ha avuto oltre il 35% di consensi, sta nel fatto che loro hanno detto noi siamo, e quindi sono orientati a chiudere le barriere o quantomeno a intensificare i controlli. Ho detto l'Italia non ha fatto quello che doveva fare secondo i trattati che ha sottoscritto, ovvero identificare adeguatamente e ovviamente monitorare nel tempo la realtà di persone che sono non solo dei potenziali, ma ormai delle... La Convenzione di Dublino. Fanno i furbi, che sono la fonte principale di reclutamento del terrorismo. Ma non è vero, è una stupidaggine. Poi se uno vuole negarla perché hai una forma di solidarietà, di egualitarismo. Ma no, è una stupidaggine.
Martine, e non riconosce i principi della reciprocità, di cui un saggio telespettatore prima, una telespettatrice ha richiamato, non andiamo da nessuna parte.